Mio caro Friuli, ti scrivo oggi con il cuore stretto e gli occhi umidi. 50 anni fa, in una sera di maggio, tu hai tremato. La terra che era sempre stato sotto i piedi della tua gente. Quella terra sicura, quella terra madre si è mossa. E in pochi minuti il mondo che conoscevi è sparito. Quasi 1000 persone non si sono più alzate. Non soldati, non eroi, gente normale. Una madre, un bambino che dormiva, un padre che non sapeva che quella era la sua ultima sera. Li ricordo, li rispetto. Il loro silenzio è ancora qui, tra le pietre. Gemona, ti guardo con reverenza. Il tuo duomo si è spezzato in una notte. Le tue strade sono diventate macerie. Ma tu non sei scomparsa. Hai sofferto e poi sei tornata. Venzone, tu sei la meraviglia più grande. Hanno numerato ogni pietra, ogni frammento rotto, ogni muro caduto. Tutto ha ricevuto un numero, un posto, un nome. Come se ogni pietra fosse sacra, come se ricordarsi di dove stava ogni cosa fosse un atto di amore verso chi non era più. E così sei tornata, non come una copia, come te stessa. Osopo, Majano, Forgiaria, Artenia, Trasages. Vi dico i vostri nomi uno per uno, perché ognuno merita di essere ricordato. Ogni paese ha portato la sua parte di dolore. Ogni famiglia ha perso qualcosa, una persona, una casa, un pezzo di vita che non torna più. E ognuno si è rialzato, in silenzio, con il lavoro, con quella dignità quieta che è la cosa più friulana che esista. Ma quello che mi ha colpito di più, caro Friuli, non è stato il terremoto, è stato il giorno dopo. La tua gente non ha aspettato, ha guardato quello che restava poco, pochissimo che ha detto sottovoce, senza discorsi, ricominciamo. I capannoni prima delle case, il lavoro prima del comfort, la dignità prima di tutti. Questo non è un resilienza, questa è qualcosa di più antico, una forza che non si impara, si porta nel sangue, nelle mani, nel modo di stare in piedi anche quando tutto intorno è caduto. Io sono arrivato qui molto dopo, molto tempo dopo. Non ho vissuto quella notte, non ho sentito la terra muoversi, non ho il diritto di dire che so cosa avete provato. Ma ho imparato abbastanza da capire una cosa. Quel terremoto non ha spezzato il Friuli, lo ha rivelato. Ha tolto le facciate, i tetti, i muri e ha mostrato quello che stava dentro. E quello che stava dentro era duro come la pietra, paziente come le montagne e caldo come una famiglia che si stringe nel freddo. Mio caro Friuli, in questo anniversario voglio solo starti vicino, camminare per le strade di Venzone e sentire sotto i piedi il peso di tutto quello che è costato. Guardare le finestre con i fiori e pensare alle mani che le hanno aperte per la prima volta. Dopo anni di tende e braccia. E ricordare insieme a te chi non si è più alzato quella notte. Voi avete insegnato al mondo come si rialza una terra. Ed io, che vengo da lontano, e ho trovato qui la mia casa.
Sono onorato di camminare sulla terra che avete ricostruito con le vostre mani. Con rispetto, meraviglia e affetto. Abbasi Wajid.